Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo un po' in anticipo rispetto al solito per dare la linea fra pochi minuti al Palazzo Balbi, dove c'è Ilaria Marchiori per seguire un'importante conferenza stampa post giunta del governo Veneto, del governo regionale del Veneto, con Luca Zaia, che farà un po' il punto della situazione sicuramente legata all'emergenza coronavirus, ma ci sono anche altre informazioni decisamente interessanti. C'è anche una piccola sorpresa che non possiamo anticipare riguardante un tema che noi del gruppo Media Nord-Est abbiamo seguito molto da vicino nelle ultime settimane. Insomma, una bella notizia in arrivo da Venezia che riguarda soprattutto la storia di Venezia della Serenissima. Allora, noi prima di andare a Palazzo Balbi facciamo un po' un riassunto di quelle che sono le puntate precedenti, ovvero in Veneto non abbiamo ancora i dati riguardanti l'emergenza coronavirus, i contagi e quella che è la situazione della campagna vaccinale. Però in Veneto sappiamo che il numero di contagi non cresce, è stabile, si trovano il numero dei nuovi contagi è stabile, quindi è stabile anche il numero delle persone che sono attualmente positive nella nostra regione. Purtroppo cresce invece il numero delle terapie intensive, che ha superato quota 50, poi vediamo tutti gli approfondimenti su questo tema. Non c'è solo il coronavirus a tenere banco nell'informazione in Veneto, c'è anche la cronaca, perché nei giorni scorsi sono successe parecchie vicende, parecchi fatti di cronaca, alcuni di quali molto gravi. Sono stati dei furti, ci sono state delle rapine, c'è stata addirittura una rapina in casa che vi avevamo raccontato per sommi capi nel nostro Focus TG di ieri. In seguito la nostra redazione di San Biagio di Callalta ha approfondito tutto questo argomento, questa vicenda, ed ecco il servizio. Per la signora mi dispiace, anzi non dovrebbe mai succedere, quindi non ci sono parole per esprimere il rammarico o lo stato d'animo che anche un sindaco può avere, essendo il primo cittadino e l'autorità di polizia. Il coltello puntato addosso, i polsi stretti con delle fascette da elettricista e la minaccia senza possibilità di appello: vogliamo i soldi. Poco più di 100 euro e qualche gioiello. È questo il prezzo della paura. La paura di essere ferita o peggio. Di fronte due uomini con un passamontagna che nasconde il volto e camuffa la voce, guanti alle mani e poi quella lama. Entrate da una finestra lasciata fatalmente aperta sul retro nella serata di ieri in questo appartamento di Chiarano, pieno centro città. Al suo interno la 61enne insegnante Alessandra Scotini, che in camera da letto si trova davanti i malviventi. Poi l'incubo, istanti difficili da cancellare e capaci di lasciare tracce profonde su chi ha vissuto quei momenti, tanto da non volerne parlare oggi. I banditi fuggono, poi la donna, nonostante lo shock e le fascette, riesce con difficoltà a chiamare i carabinieri, che la liberano e iniziano la caccia all'uomo. Ladri trasformati in rapinatori o professionisti che hanno agito ben sapendo che avrebbero trovato l'inquilina in casa, magari dopo qualche sopralluogo. Saranno le indagini a stabilirlo, a partire dalle immagini di videosorveglianza della zona. Per il primo cittadino l'unica magra consolazione è che la signora non si sia fatta male. Stavolta è andata bene e si spera che vada sempre bene, nonostante noi non vogliamo che queste cose capitano. Ma è chiaro che anche in piccoli centri come Chiarano serve un giro di vite sulla sicurezza. Dobbiamo cominciare a ripensare il controllo del territorio fatto in una determinata maniera, ripensare che comunque la nostra società è una società molto mobile, molto liquida, quindi è difficile da veicolare, da controllare, anche da difendere in un territorio a bassa densità. Forse in città è anche più facile, perché con determinate strumentazioni e impianti i controlli ci possono essere. E anche per cercare di rinforzare il controllo sul territorio nasce un progetto. Abbiamo già realizzato una convenzione di polizia locale con i comuni con Termini, e più che il controllo del vicinato, la creazione di una polizia rurale volontaria che possa gestire meglio anche il territorio in collaborazione con la polizia locale. Avrà compiti ambientali e anche appunto di monitorare il territorio. Questa era la prima notizia di cronaca del nostro telegiornale. C'è un aggiornamento però anche per quanto riguarda un fatto accaduto nel fine settimana con dei ragazzini caduti da un lucernario mentre giocavano alla stazione. Gravi, 2 tredicenni. Vediamo cosa è successo.
Una bravata di 3 ragazzini tredicenni residenti a Borbiago di Mira rischia di compromettere le loro vite. Alla stazione dei treni di Marano di Mira, a pochi passi dai binari, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte, si sono messi a saltellare sopra gli oblò in plastica trasparente che coprono i punti luce nello stabile della stazione. Mentre i ragazzini saltavano sopra l'oblò, ad un certo punto la struttura ha ceduto facendoli cadere proprio qui da un'altezza di 4 metri. A chiamare prima i genitori, poi i soccorsi, in stato di shock, è stato l'unico dei 3 a rimanere illeso, mentre gli altri 2 avevano perso conoscenza. Il ragazzino, che non è caduto, ha avuto la prontezza di telefonare immediatamente e una volta giunti sul posto i sanitari del SUEM 118 hanno portato via i suoi 2 coetanei e compagni di classe all'ospedale di Mestre. In seguito uno di loro, viste le condizioni critiche, è stato trasferito a Padova. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della tenenza di Mira, che hanno posto l'area sotto sequestro, mentre qualcuno tra i pendolari sostiene che in quella zona non ci siano abbastanza controlli e che sia completamente abbandonata nonostante il flusso di persone che la frequentano. Al vaglio degli inquirenti della magistratura anche la posizione dei genitori, che rischiano una denuncia penale per omessa custodia di minori di 14 anni, che secondo una prima ricostruzione data dal racconto del ragazzino che si è salvato sarebbero giunti sul posto a piedi, abitando poco distante. Dal sindaco arriva un appello. È un grande dispiacere, siamo veramente tutti qui che preghiamo che questi ragazzi possano recuperare e soprattutto non restare segnati in maniera profonda da questo incidente, da questa tragedia sfiorata. E io dico solo, ecco, un appello che posso fare ai ragazzi, perché anch'io ho dei nipoti che hanno la stessa età. Cerchiamo insomma di restare lontani dai pericoli, non sfidiamo la sorte, perché poi può capitare, quando capita ci si rischia di fare anche male. Ecco. Io ho appunto dei nipoti che hanno la stessa età e spero veramente che siamo stati tutti ragazzi, no? Però cerchiamo anche un po' di capire che sì, bisogna stare attenti ai pericoli, anche quando pensiamo che non ci siano. A Vicenza invece un pensionato ha litigato ed è stato poi aggredito da un militare statunitense ubriaco che saltava sulla sua automobile. La vicenda poi è degenerata e l'anziano è finito in ospedale. Ferite, ecco, dove allora? In testa, i bracci. In testa. L'ha battuto? Qua, fagli vedere tutto. Cosa? Qua. Braccia. Le braccia, qua. I coniugi Rampazzo sono appena tornati dall'ospedale. Il signor Pino, un tranquillo 74enne di Bertesinella, è ricoperto di echimosi. A pestarlo un militare americano, probabilmente uscito al ticcio da un locale notturno. Questa mattina verso le 7 era stato svegliato dai colpi provenienti dalla sua auto. Un energumeno stava dando in escandescenze saltando sulla carrozzeria. All'inizio l'avevo dito che va via addirittura, visto che il mega giratore le salta insieme alla macchina ancora, che ho tirato su e siamo ciappa, come si dice, come alle mani. Un ladro? No, era un militare americano. E come mai era qua? Non lo so, era ubriaco. Provvidenziale l'intervento del vicino, che è riuscito a dare l'allarme e a bloccare l'uomo in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Quando se l'è trovato davanti ha preso un pezzo di mattone e gli ha lanciato addosso al signor Rampazzo, come dire, vai via, ok? Il signor Rampazzo ha preso in mano un palo e ha detto fermo lì. E nel frattempo abbiamo chiamato la polizia e tutto quanto il resto e per fortuna in poco tempo sono usciti. Via Schiavo è una zona tranquilla, fatti del genere non erano mai successi. La figlia del signor Pino ha voluto sottolinearlo, precisando che non si trattava di una colluttazione con dei ladri, come la notizia inizialmente era stata riportata nei quotidiani. Il messaggio è questo, che se si viene a dire che in questo quartiere ci sono i delinquenti, la gente inizia a preoccuparsi, a avere paura. Invece questo è un quartiere tranquillo. Per colpa di una persona ubriaca non si può mettere in mezzo, va bene? Questo è un quartiere tranquillo.
Allora, di questa vicenda ci occuperemo di sicuro anche nei prossimi giorni con i nostri giornalisti, con la nostra redazione di Vicenza, per approfondire che cosa è successo, magari risalire all'identità, capire proprio le dinamiche legate a questi fatti. Prima di andare a vedere la conferenza stampa di Luca Zaia post giunta, vediamo due foto che ci arrivano dai vigili del fuoco che riguardano proprio Vicenza. Questo è un capriolo che è rimasto incastrato nel cancello di un'abitazione questa mattina, poco fa, in strada della Commenda a Vicenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno salvato la bestiola utilizzando un divaricatore per le sbarre di questo cancello. L'animale, vediamo se c'è anche l'altra foto, eccola qua, vedete le operazioni in corso. La bestiola è stata salvata, è stata messa un po' al sicuro perché rischiava di farsi male, di magari ferirsi, poi sarebbe stato un problema veramente molto più importante, ed è stata subito dopo liberata in un'area verde, quindi disavventura a lieto fine per questo capriolo che si era spinto un po' troppo vicino alle case. Questa era la fotografia che ci è arrivata in mattinata dai vigili del fuoco. Allora, noi stiamo ancora aspettando di poterci collegare con Venezia, però prima di lanciare altri servizi teniamo d'occhio quello che sta succedendo con la nostra troupe, con Ilaria Marchiori che è sul posto per raccontarci l'inizio di questa conferenza. Poi naturalmente verrà lasciata la voce al governatore Luca Zaia e eventuali ospiti. C'è da dare anche un'altra notizia sempre nel Vicentino, perché un uomo di 69 anni di Marano Vicentino, appunto, è stato denunciato dai carabinieri di Malo e di Dueville per una vicenda un po' particolare. È accusato di aver sparato a un cane. Il fatto risale a qualche giorno fa, quando una persona di Schio, assieme ai familiari e al proprio cane, un pastore olandese, era a passeggio nelle zone vicine alla casa della persona coinvolta, appunto. L'animale si era allontanato per un attimo alla vista dei proprietari per poi tornare con vistose ferite che sembravano causate da una fucilata, probabilmente un fucile da caccia. Sono partite le ricerche, sono partite tutte le indagini del caso e questa persona, il denunciato, ha ammesso di aver sparato un colpo di pistola a salve perché spaventato dall'animale. Poi sono arrivati i carabinieri, come dicevamo, che hanno provveduto a ritirare cautelativamente tutte le armi legalmente, peraltro, detenute dall'indagato, di cui alcune compatibili con le ferite riportate dal cane che, ci dicono adesso dall'ANSA, è ancora in gravi condizioni. Anche questa è una vicenda che verrà sicuramente riportata, approfondita e raccontata molto meglio di un lancio di agenzia dalla nostra redazione di Vicenza. Noi siamo adesso collegati, vediamo nei nostri monitor di servizio, con la sala stampa di Palazzo Balbi. È tutto pronto, vediamo anche il nostro tecnico Ponchio che prepara i microfoni per la conferenza stampa del governatore. Grazie alla regia di Fabio Verini abbiamo già visto che è tutto pronto. Noi siamo prontissimi per dare quindi la linea a Venezia, ma aspettiamo di vedere Ilaria Marchiori pronta anche lei, perché altrimenti insomma la cosa potrebbe non essere utile alla nostra informazione. E nel frattempo, sempre dalle notizie di cronaca della mattinata, ci riportano le note che arrivano in redazione che una persona ha perso la vita in un incidente stradale. È un periodo veramente grave per gli incidenti stradali, ne capitano davvero moltissimi. I motivi restano ignoti perché in alcuni periodi dell'anno si verificano tanti schianti. Allora, un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Castagnaro, in provincia di Verona. La vittima era alla guida della sua auto, ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro, rimanendo ucciso sul colpo. Inutili tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118,
18 sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Anche qui cercheremo nel seguito della nostra informazione di avere qualche notizia in più per capire chi è questa persona e che cos'è accaduto. Ci stiamo avvicinando all'inizio della conferenza stampa del governatore Luca Zaia post giunta o pregiunta. Io chiedo alla regia di darmi il via per poter lanciare il collegamento in diretta. Ricordiamo sempre, naturalmente, come sempre la nostra informazione si fa in diretta, niente di registrato, tutto in questo momento sta accadendo a Palazzo Balbi con Ilaria Marchiori. Chiedo quindi a Fabio Verin di darmi l'ok. Nel frattempo noi continuiamo a vedere che cosa sta succedendo in Veneto, quali sono le notizie dal Veneto in questo momento. Sta per arrivare qui a Palazzo Balbi il governatore Zaia per una conferenza in cui si parlerà di molti argomenti. Naturalmente si parlerà ancora della questione Covid, ma soprattutto oggi c'è una notizia importantissima che riguarda il busto del Doge, di cui abbiamo parlato moltissimo nei mesi scorsi, anche nel corso dei nostri telegiornali, perché è finalmente ritornato a casa. Per chi magari non ci avesse seguito con attenzione, non avesse seguito proprio la vicenda prima che inizi la conferenza, perché c'è già del movimento e manca davvero pochissimo, ricordiamo che l'associazione Venetinet aveva lanciato proprio una sottoscrizione per riportare a casa il bellissimo busto del Doge Giovanni II Corner, che all'inizio si pensava in realtà fosse del Doge Alvise Pisani, poi invece si è scoperto non essere suo, e dunque aveva lanciato proprio questa campagna ai veneti perché ognuno desse un proprio contributo per potersi aggiudicare l'asta che si teneva a Viterbo e che si è tenuta a Viterbo il 24 giugno scorso e riportare finalmente a casa il busto del Doge Giovanni II Corner. Ecco, avete sentito, adesso vi lasciamo al punto stampa del presidente Zaia e naturalmente poi tutti i dettagli anche sul busto del Doge li avremo in un secondo momento. Tranquillo. Siete tutti? Curzio a posto? Troviamo posti, per favore, un attimo solo per quelli che sono in diretta. Avvocato Fogliata, ecco. Ci sono ancora dei posti qui se volete, se volete occupare questi posti, prego. Io direi di dare inizio, e peraltro oggi per noi è una giornata storica, cioè nel senso che è una di quelle giornate che verranno scritte nei libri di storia, nell'archivio storico della Regione, perché oggi la Regione è oggetto di una donazione, e donazione non da roba da poco, E restituisce un maltolto, c'è una comunità di veneti, che poi ringrazierò uno ad uno, restituiscono un maltolto, parte del maltolto, no? Perché voi sapete che il saccheggio napoleonico e tutto quello che è accaduto in questa bellissima comunità, nella nostra capitale che è Venezia, ci permette oggi di dire purtroppo di avere una diaspora internazionale di pezzi d'arte e di storia del Veneto, di identità veneta, che sono nelle case più importanti d'Italia, del mondo, nei musei in giro per il mondo. Uno di questi pezzi, uno di questi tasselli è stato magistralmente recuperato da un gruppo rappresentato ovviamente da coloro che hanno fatto gli apripista, con il professor Scipioni, Venetinet, dal dottor Bonaccini Perava e dal dottor Michielli, come Marco Michielli, che si sono dati da fare per fare in modo che questo busto che oggi ci viene donato, che poi scopriremo che è di Giovanni II Corner, nato nel 1647 nella Repubblica Veneta, a Venezia, e che è stato il 111° doge dal 1709 al 1722, anno della morte, è un pezzo di storia. Era a Corner, loro lo hanno recuperato, 36.000 euro di asta,
roba nostra, 36.000 euro di asta, ma che ci pone anche un altro quesito. Io ne parlavo anche con il dottor Michielli: è possibile che questi pezzi di storia del Veneto possano tranquillamente andare all'asta? Lo Stato non esercita nessun controllo, non c'è nessuna, io non sto dicendo che siano delle illegalità, però comunque questo è patrimonio della comunità, e quindi io non posso che ringraziare per questo atto di assoluta liberalità e di amore nei confronti del Veneto, perché alla fin fine mettere insieme cittadini, imprese, imprenditori e partecipare a un'asta che poi c'è da dire, poi lo diranno i diretti interessati, che io vorrei invitare qui il professor Scipioni, il dottor Bonaccini e il dottor Micheli, venite qui con me e poi passo la parola anche a voi. Volevo dire che questa è un'asta che non è che si è conclusa con la vittoria, c'è stato un dopo asta, tutta una serie di traversie che poi vi racconteranno, alla fine siamo arrivati qui. Quindi veramente grazie di cuore per questa donazione. Noi faremo in modo che non esca più da Venezia questo busto del Doge Corner, e faremo in modo che questo diventi anche l'apripista per portare a casa un sacco di altre opere. Lo dicevamo prima nella sala, sono opere che noi comunque vediamo esposte tranquillamente anche in palazzi autorevoli delle istituzioni romane, che sono opere ovviamente dei nostri territori. Varrebbe la pena di valutare anche una restituzione, diciamo, pacifica di queste opere, no? Perché tornino a casa e tornino dove sono state realizzate, pensate e ambientate. Io volevo ringraziare, ovviamente ho ringraziato già prima il professor Scipioni, il dottor Michieli e il dottor Bonaccini. Il professor Scipioni, che è il presidente dell'associazione Venetinet, è qui accompagnato di 4 rappresentanti e componenti del consiglio direttivo, che sono il dottor Elvino Comuzzi, eccolo lì, buongiorno, l'ingegnere Andrea Ciani, buondì, l'avvocato Renzo Fogliata, riconoscibile perché c'ha il gonfalone, te manca il coda, Renzo, e il signor Michele Girardi, eccolo lì, buongiorno, che accompagnano. Ovviamente saluto e ringrazio il Presidente del Consiglio Ciambetti, che è qui assieme agli assessori regionali Calzavara e Caner. Ci sono altri assessori presenti? E saluto anche i direttori di area, lasciatemelo dire, l'ingegnere Elisabetta Pellegrini, l'avvocato Giulia Tambato e l'avvocato Pietro Zagnoni, perché oggi ci sarà anche una sessione formale, giuridicamente, diciamo, strutturata, affinché il busto sia donato alla Regione e resti ovviamente patrimonio del popolo veneto. Passo la parola al professor Scipioni, poi al dottor Bonaccini e infine a chiudere il dottor Michieli. Prego, professore. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Solo 2 parole, cos'è Venetinet? Venetinet è un'associazione apolitica e apartitica fatta unicamente con lo scopo di diffondere la storia luminosa del Veneto, non conosciuta da tutti i veneti, e nello stesso tempo far crescere quel senso di appartenenza tra i veneti che ha già dato modo di sé di estrinsecarsi durante l'ottobre del 2017 per il referendum sull'autonomia. Nel fine di maggio di quest'anno veniamo a sapere dalla stampa che praticamente veniamo a sapere dalla stampa che circa il 20 di giugno sarebbe stato messo all'asta in provincia di Viterbo il busto del Doge Corner II. Naturalmente, come associazione, subito ci preoccupavamo di che cosa? Non volevamo, come ha detto il primo Presidente sul recupero delle opere, non volevamo che anche questa opera prendesse la strada o di un museo estero o ancora peggio che venisse sepolta nella casa di qualche privato. Ecco, per noi questo era molto importante, evitare tutto ciò, anche perché nel passato il Veneto, sappiamo, dalla caduta della Repubblica Veneta, prima per ruberie, poi per una successiva povertà diciamo di chi ancora aveva dei beni preziosi, stato alienato molto del nostro patrimonio. Volevamo che almeno questa statua potesse tornare a Venezia. Per fare questo avevamo solo 20 giorni di tempo e quindi dovevamo avere degli amici, dovevamo avere
trovare degli appoggi. Devo dire, qui vedo seduto il Presidente Ciambetti immediatamente ci appoggiò, analogamente l'assessore Marcato, e con il loro appoggio e l'appoggio mass mediatico generoso di Rete Veneta decidemmo di buttarci in questa avventura. Questa avventura naturalmente perché davamo anche a questa statua un valore anche non solo artistico, ma anche un valore ideale. Stiamo parlando del Doge che bloccò, con la guerra di Corfù, bloccò l'espansione dell'impero ottomano verso l'Europa definitivamente. Quindi diciamo in qualche modo era anche importante riavere diciamo, la testimonianza di una figura carismatica che è stata per la storia veneta. Devo dire che questa nostra iniziativa ha toccato il cuore di molti veneti, compatibilmente naturalmente al tempo estremamente ridotto che abbiamo avuto. Molti veneti hanno partecipato, è molto bello vedere come dai 10 euro di offerta a cifre molto più importanti, diciamo, ma c'è stata questa coralità, seppur naturalmente limitata data al contingentamento del tempo, e praticamente quello che è bello che è il territorio che ha risposto. Abbiamo avuto anche alcune imprese, qui abbiamo il Tor Girardi dell'Aceado che ha generosamente contribuito, abbiamo naturalmente anche avuto l'avvocato Brazzale della Casearia Bazzare che partecipò anche lui in questa iniziativa, e quindi siamo riusciti ad mobilitare molte persone, ma in modo particolare siamo riusciti diciamo, nell'intento di mobilitare due persone che sono state fondamentali per ottenere il risultato. Sto parlando del dottor Micheli e del presidente Bonaccini. Dottor Micheli naturalmente sin dall'inizio si offrì generosamente per contribuire all'acquisto del Doge, ma soprattutto partecipò alla trattativa diciamo con la Casa d'Aste, e come è stato ricordato una trattativa non sempre lineare. Alla fine siamo arrivati a una chiusura perfetta, ma diciamo non è stata una strada in discesa. Analogamente devo ringraziare diciamo, l'AVA, perché l'Associazione Veneziana Albergatori, che se pensiamo in un periodo in cui praticamente la congiuntura dovuta al Covid ha creato grosse difficoltà, il Presidente Bonaccini ha ritenuto utile intervenire anche lui, praticamente sottolineando questo senso di appartenenza che noi come VenetiNet vorremmo che crescesse all'interno del Veneto. Concludendo diciamo che noi come VenetiNet siamo molto felici di avere diciamo così, riscattato diciamo, la statua. Vorremmo che questo iniziasse un percorso tra territorio e istituzioni che portasse anche ad altre acquisizioni, a riscoprire il valore della nostra storia attraverso le testimonianze che la stessa ha, e da un'altra parte essere consapevoli che aumentare una crescente consapevolezza che probabilmente causa la cultura, causa l'ambiente, causa la storia, è quasi certo, per non dire sicuro, che viviamo in uno dei migliori posti del mondo. Grazie. Dottor Bonaccini, AVA. Buongiorno a tutti, Associazione Veneziana Albergatori. Ci siamo mossi con la tempestività che ha descritto il professor Scipioni. La cosa era importante, la cosa era urgente, e non ho parole per ringraziare direttamente anche l'amico e collega Marco Micheli per avermi segnalato prontamente questo stato di emergenza e di necessità. Sempre più le aziende ed i privati devono farsi carico di quello che lo Stato non è in grado di fare o decide di non fare per ragioni assolutamente imprescindibili. Ciò cosa significa?
È una chiamata a raccolta alla quale abbiamo deciso di rispondere prontamente e spontaneamente e anche, consentitemi di dire, generosamente, senza guardare assolutamente né orari né date né altro. Una volta di più il territorio si sta riappropriando, come ha detto giustamente il Presidente Zaia, delle sue peculiarità, delle sue meraviglie storiche ed artistiche che sono state scippate, e non fra virgolette, alla nostra terra. Quindi ben venga questa opera di surroga alla mancanza di partecipazione dello Stato, ben venga la tutela del nostro territorio e della nostra cultura. Abbiamo assolutamente chiaro che chi non ha cura e contezza del proprio passato non può vivere serenamente il presente e ancor meno sarà in grado di gestire un futuro in modo adeguato. Quindi AVA continuerà ad esserci e continuerà a fare la sua parte, malgrado tutto e malgrado tutti. Grazie. Dottor Michielli, prego. A me tocca alleggerire i toni a questo punto perché siamo arrivati a una cosa. D'altra parte mi conoscete tutti, non potrei fare diversamente. Vi racconto l'apologo di Luca Zaia, il quale da tanti anni racconta a tutti... scusate. Da tanti anni racconta a tutti un mantra, che è corretto per carità, che da soli si fa prima, ma uniti si va più lontano. Assieme si fa più strada. Assieme si fa più strada. Il professor Scipioni ha rappresentato perfettamente come si è svolta la cosa. Io c'ero arrivato invece in modo autonomo perché mi sono accorto solo 10 giorni prima di questa cosa. Per cui ho detto qui bisogna mettere un tampone, perché il terrore mio era che la strada comune a tutti e che la scultura finisse in altro paese, diciamo, europeo ancora, ma che non finisse detto fuori dai denti in Turchia, dove non sarebbe stato proprio... Toccava poi tornare a portarla via come la pelle di Marcantonio Bragadin. Allora, preoccupati da questo e anche da una certa levitazione stampa che c'è stata attorno, un certo interesse che ha diffuso la notizia anche oltre quello che normalmente una casa d'aste, che in questo caso è Urantico di Viterbo, riesce a mettere in piedi. Allora, non sapevo nulla del fatto che il professor Scipioni era partito con il comitato eccetera e ho deciso di agire in proprio. Un giorno mi arriva la telefonata dell'amico Antonio e mi fa: Marco, senti, noi avremmo fatto sta cosa qua. Ma va, dico. Allora guarda, considerami sicuramente la partita, perché ho considerato di farla io personalmente proprio per la velocità eccetera. Ci siamo messi insieme, abbiamo partecipato all'asta, qui c'è chi è stato con me materialmente nel mio ufficio a battere l'asta, del quale l'esito, come sapete, è stato infausto, nel senso che aveva cominciato a lievitare anche oltre quelli che erano i ragionevoli livelli di quest'opera. Scornacchiati e abbattuti siamo andati in ritirata. Dopo una decina di giorni mi è arrivata una telefonata dalla casa d'aste, perché sono anche divertenti queste cose, alla quale io non ho approfondito la verità vera non la saprà mai nessuno, ma insomma alla fine la scultura era di nuovo disponibile. Io ho la sensazione che ci sia stato qualche intervento autorevole presso la sovrintendenza, che abbia consigliato alla sovrintendenza a mettere un mezzo piedino in avanti. La statua era destinata a finire in Francia comunque e niente, c'è stata riofferta. Io rapidissimamente scusate, dimenticavo un passaggio intermedio. Quando l'amico Vittorio ha saputo che avevamo perso l'asta, mi ha telefonato prontamente, ha offeso anche Marco, mi dice: e non mi dici niente. Dico: Vittorio, era una cosa talmente veloce eccetera. Ci siamo congedati da buoni amici con la battuta: al prossimo busto ci sentiamo e vediamo. A quel punto chiaramente ho chiamato il professor Scipioni, ho chiamato il buon Vittorio, abbiamo chiuso l'operazione, sempre in coordinamento, questo va detto, con la Regione, perché il Presidente era notiziato della cosa già ben prima dell'asta eccetera, perché ovviamente non è che potevamo permetterci di fare una cosa per regalarla alla Regione, la Regione non poteva accettarlo, per esempio. L'unica cosa che abbiamo chiesto, appunto, come ha citato il Presidente, è che le sia dato il giusto peso, il giusto valore, che non finisca in un magazzino, volgarmente detto, anche perché questo, e qui concludo,
signori, è l'ultimo doge vittorioso che la storia, ahimè triste per il proseguo del Settecento della Repubblica Veneziana, ha conosciuto. L'assedio di Corfù è stato un episodio della guerra di Morea, poi la guerra di Morea per carità sappiamo tutti com'è finita, però perlomeno Corfù non è caduta. Corfù non è caduta e questo è l'ultimo, torna a casa oggi, l'ultimo doge vittorioso. Io vorrei tanto che tutti noi veneti percepissimo questo come il ritorno di un doge vittorioso a darci un conforto morale nell'uscire da questa terribile 2 anni, perché ormai 2 anni sono, di pandemia. Vorrei che fosse un piccolo segnale, e noi siamo portatori di questo piccolo segnale, ben più forte di noi lo può squillare la Regione. Veneti, è ora di ripartire, Veneti noi siamo questo e questo dobbiamo proseguire e continuare ad essere. Grazie a tutti. Sì, grazie. Volevo ringraziare e prima di passare alla firma volevo garantire che, a parte il fatto che se fosse stato il busto di Manin non l'avremmo ricevuto, ve lo dico subito. Perché qui all'Europa Regina mi sa che ha firmato qualcosa, no? Ha ceduto Venezia a Napoleone. Però no, volevo dire una cosa, al di là delle battute. La posizione sarà quella di quel braciere, di quell'oggetto d'ottone. E considerate che noi abbiamo un sacco di scolaresche, questa è la parte che noi organizziamo per la visita del palazzo, e quindi nella visita strutturata del palazzo ci sarà il posto d'onore per il doge Giovanni II Corner, e lì sarà l'occasione per parlare di storia veneta, per parlare della guerra di Morea, di Corfù, del 1400 e quant'era? Ce l'avevamo nostra a Corfù, del 1402 forse, se non ricordo male. E quindi sarà anche un'occasione per parlare di Repubblica Veneta ancora di più. Qui la Repubblica la si respira dappertutto, però insomma il busto sarà lì. Io farei così adesso, farei la firma, domande, scoprimento del busto e poi le interviste poi per le televisioni che vogliono fare. Quindi farei la firma perché poi c'è una cessione formale del bene. Volevo dire un'ultima roba. Siccome mi sono sentito più volte, c'è l'assessore Marcato che teneva il collegamento con il professor Scipioni. L'assessore Marcato teneva il collegamento con il professor Scipioni. Io sentivo praticamente quasi quotidianamente Marco Micheli e non svegliamo tutte le robe di sta roba. E devo dire che a un certo punto noi abbiamo detto noi siamo qui, siamo disposti a mettere soldi e onestamente hanno voluto fare tutto da soli, questo lo devo dire, e quindi le forze sono tutte di veneti valenti che hanno creduto fino in fondo in questa sfida. Questo è anche un insegnamento, no? Volere e potere, la determinazione. Questa era un'asta conclusasi con un esito negativo per noi. Busto è qua. Bravi. Un applauso ragazzi. Allora, partire dal professor Scipioni, prego. Se volete accostarvi così sono le foto. Dietro Antonio però non viene. No, stai qua proprio. Si metta qua per favore. Bonaccini, prego. Michielli. Grazie mille. Ma potremmo fare anche davanti, facciamola qualche meglio. Io direi di passare allo scoprimento. Prima che lo facciamo cadere. Sì, ciao, tutti assieme prof. Direi dal piano.
Roba seria come vedete. Ho fatto tutto io. A me messo questo è il titolo. Mi hanno trovato il titolo. Dove fa la foto? Vorrei la vicinanza e la somiglianza. Però lui è 111 vero, io no. Però veramente grazie di cuore, grazie. Se avete domande per i signori, prego, fatevi accomodare. Mi raccomando i microfoni che così si sente. Grazie, buongiorno. A chi può rispondere per favore? A chi apparteneva il busto prima di finire all'asta? Chi l'aveva comprato e aveva detto che sarebbe andato in Francia? A quale cifra si era aggiudicato il busto nella prima asta? La seconda invece, l'acquisizione da parte nostra, mi pare di aver capito che non c'è stata una successiva asta, ma l'avete comprata in maniera diretta, e quanto l'avete preso? Allora, avendo la memoria di un pesce rosso, se me le ripeti per piacere. Com'è finita l'asta? Allora, chiaramente non è storia scritta nel marmo, ma il busto faceva parte degli arredi e corredi di K. Corner, che quando nel 1850 la famiglia purtroppo andò in ballon, come si suol dire in Veneto, cioè saltò, sostanzialmente vennero venduti all'asta. Questo bene, insieme ad altri lotti mobili eccetera della casa, finirono in una casa patrizia romana, dove sono rimasti sepolti, e come chi di voi ha un po' d'occhio può anche vedere, questo busto è impolveratissimo. Io prego la regione, noi non ce l'abbiamo fatta perché ecco, va solo pulito, ma voi vedete lo stato di impolveramento che ha subito, significa che è stato sostanzialmente dimenticato in un angolo. Il piedino che vedete sotto reca lo stemma della famiglia, per cui, essendosi staccato il piedino dal busto, la prima attribuzione fu per somiglianza somatica ad un altro doge, e solo successivamente la famiglia che aveva portato il busto materialmente alla casa d'aste si è accorta, ha mandato una foto e ha detto: sotto così abbiamo dei tocchi del marmo qua rimasti, mandateli su, fanno come sono arrivati su. Hanno trovato il famoso piedestallo ed è stata certa e sicura l'identificazione. Detto questo, quanti soldi allora, noi ci siamo fermati, dottore, a 36 mi pare. Tenete presente che in asta c'è un 20% circa fra IVA e coso. Noi siamo i diritti, noi siamo stati l'ultima battuta, la penultima, e chi è uscito se l'era aggiudicato mi pare a 36, che più il famoso 20% faceva un 44, ecco, di costo effettivo, e lì noi ci siamo fermati anche perché non aveva senso andare a inseguire la follia di qualche privato che, detto questo, dopo una decina di giorni la casa d'aste, che ringrazio peraltro, mi ha contattato personalmente e mi ha raccontato una storia. Io non sono stato lì a approfondire, perché sono sempre storie che poi, siccome per natura di farmi raccontare storie, sì, di farmi dare una storia che non è vera, per il gusto di farmela dare, non ho approfondito. Fatto sta che l'unica cosa certa era che era stata venduta con destinazione Francia. Era stata chiesta alla casa d'aste dall'acquirente, che era un mercante. Era stata chiesta l'autorizzazione all'espatrio, e lì, come ho detto prima, molto probabilmente un intervento autorevole, sia pure in ritardo sui tempi, non l'intervento, ma il prodigarsi della sovrintendenza, probabilmente aveva dato il warning. Quando questo commerciante ha avuto il warning, no, non lo puoi portare in Francia, ha rinunciato, non l'ha comprato. La casa d'aste si è fatta sotto, voi siete i secondi, eccetera, eccetera. Dico benissimo, poi la storia l'ho raccontata prima. L'abbiamo pagato i 36 di aggiudicazione
al netto dei diritti d'asta e al netto dell'IVA. 1.000 euro? Scusa, ho detto milioni e sono... A 36 milioni è veramente un bel... Altre domande, ragazzi? Bene, grazie. Basta? Ottimo. Grazie mille. Poi avremo la partita. Volevo approfittare per farvi anche qualche foto. No, il giorno della consegna, fate vedere anche la sua. Allora adesso è finita la prima parte di questo evento molto importante. Vi avevamo annunciato una sorpresa ed effettivamente una sorpresa è stata per molti anche dei presenti, perché le autorità qualcosa sapevano, ma insomma l'acquisizione definitiva da parte del Veneto di questo busto è un po' una sorpresa. Allora adesso ci sono tutte le foto, le immagini, gli scatti di rito. Noi stiamo comunque con la regia di Fabio Verin su quello che sta succedendo ora. Dovrebbe esserci, almeno così speriamo, un punto stampa da parte del governatore con i giornalisti, il classico punto volante con i microfoni delle nostre emittenti per raccogliere anche qualche informazione supplementare oltre a questo dato di fatto che poi vedremo in modo più approfondito con tutta la storia nella nostra informazione, nei nostri telegiornali questa sera, per capire come sta andando anche l'emergenza coronavirus, se ci sono novità dalla Regione. A questo punto quello che sembrava un post giunta potrebbe non essere, visto che comunque è martedì, un post giunta. Probabilmente la giunta deve ancora riunirsi o forse è stata una riunione molto rapida senza altri temi all'ordine del giorno. Ringraziamo naturalmente anche gli ospiti, chi degli ospiti del governatore ha citato la nostra battaglia, il percorso che Rete Veneta ha portato avanti. Insomma, ha fatto piacere sentir nominare la nostra emittente, però tutto il gruppo Media Nord-Est si è speso per questo risultato. Abbiamo cercato di dare una mano, abbiamo fatto un po' di pubblicità, come si suol dire, a questa raccolta di fondi per poter partecipare all'asta. Sulle prime pareva che il risultato non fosse arrivato, poi invece tutto si è sistemato, tutto è andato per il meglio. Poi tutta la storia del busto, tutti i progressi, anche qualche chicca, qualche informazione in più rispetto al percorso un po' complicato dopo quello che è successo dopo l'asta nei nostri TG di stasera. Allora stiamo sempre su questa opera d'arte molto bella, molto interessante, da importante valore storico. È una delle opere d'arte che rischiava di finire, avete sentito, in Francia, una delle migliaia, non sappiamo nemmeno il numero esatto, opere d'arte che rischiano e che ogni giorno finiscono nelle case di palazzi, nei musei di tutto il mondo, che escono dal Veneto ma anche dall'Italia in generale. Insomma, questa è stata riportata a casa, non sarà la Mona Lisa, però comunque è un pezzo importante di storia del Veneto. Ora, dopo le foto di rito che noi vediamo vengono fatte proprio in questo momento, dovremmo riuscire ad avvicinare il governatore per qualche approfondimento, come dicevamo poco fa, qualche dichiarazione. Non sono ancora arrivati, questo possiamo dirvelo con certezza, i dati dell'emergenza coronavirus di questa giornata, quindi abbiamo quelli di ieri, ma preferiremmo vedere in modo definitivo la situazione. Di solito attorno a quest'ora arrivano. Vediamo, cerchiamo di capire se effettivamente continua il trend dei giorni scorsi, ovvero un numero costante di qualche centinaia di nuovi casi ogni giorno, che però non alzano il numero degli attualmente positivi in Veneto. Ma quello che tiene tutti col fiato sospeso è quel che sta succedendo nelle terapie intensive, con quota
quota 50 già superata nelle scorse ore. Stiamo a ridosso del punto stampa, vediamo che la nostra Ilaria Marchiori è pronta anche lei col microfono, lasciamo Presidente, parlare. il busto del Doge è finalmente tornato a casa. Beh sì, decisamente sì. Giovanni II Corner è nato nel 1647 a Venezia, è stato il 111° doge, il doge che ha liberato Corfù, la guerra di Morea, del Peloponneso. Insomma, diciamo che è tornato a casa. Abbiamo scongiurato l'espatrio di questa opera d'arte che ricorda la nostra storia e che è identità per noi. Non è stato certo un ritorno facile. No, perché è stata un'asta seguita da Venetinet, da dottor Bonaccini di Ava Venezia e dal dottor Michieli, quindi alla fine è stata un'asta persa per poi recuperare il busto prima dell'espatrio, quindi bene. Presidente, le hanno detto che il busto del Doge le somiglia? A me sembra di no. Presidente, un pezzo di Veneto che ritorna in Veneto, un popolo, quello della nostra regione, che sta dimostrando contemporaneamente anche grande solidarietà nei confronti di un altro popolo in difficoltà, quello afghano. Tante richieste e tante proprio opportunità che il Veneto dà ai rifugiati afghani che sfuggono appunto dal paese. Sì, guardi, so che ci sono delle associazioni che sono date da fare. Certo è che noi siamo in difficoltà, quindi dire oggi ospitalità senza se e senza ma, decisamente no. Ovvio, donne e bambini, situazioni estreme si guardano con attenzione, devono essere assolutamente aiutate. Dopodiché ricordo che noi siamo oggetto anche di altri flussi migratori, qui l'Europa dovrebbe battere un colpo rispetto anche a questo nuovo fenomeno. Un appello anche alle istituzioni nazionali ed europee affinché ci sia una regolarizzazione e un controllo di questa situazione. Veneto disponibile sì, ma fino ad un certo punto con determinati criteri. No, guardi, io dico che davanti alle donne e ai bambini, come si dice spesso, non si può che essere disponibili, però è pur vero che l'Italia, questo paese, sta dando tanto, ha già dato, perché anche se l'Europa ci percepisce percepisce Lampedusa come confine d'Italia, è il confine d'Europa. Penso che sia sufficientemente latitante l'Europa in questa fase, quindi non vorrei che anche questa volta fossimo noi a dover sobbarcarci tutto questo impegno. L'Europa e la comunità internazionale si dia da fare. Presidente, da oggi 2 dogi a confronto in questa sala? No, vince sempre lui, cioè lui era doge della Repubblica Veneta, molto più importante di me, una repubblica seria, una repubblica che è stata la prima democrazia, 1100 anni di storia, insomma direi che con onore riceviamo questa donazione e faremo in modo che sia riservato al doge Giovanni II Corner lo spazio e il lustro che si merita. Questa operazione è esempio anche di come non far uscire delle nostre opere d'arte dai confini, però c'è anche un libero mercato. Qual è il confine tra il libero mercato dell'arte e invece la conservazione di quelli che sono dei capisaldi della nostra storia, della nostra arte? Ma guardi, questa è storia, identità, è un'opera d'arte, il libero mercato fino a un certo punto, nel senso che è un pezzo di storia del Veneto ed è bene che sia tornato a casa. Devo anche dire che questo dovrebbe fare ragionare le istituzioni anche nazionali rispetto a quei beni della Repubblica Veneta che sono nei palazzi delle istituzioni nazionali. Non sarebbe male che ci fossero già queste restituzioni e dopo magari dall'altro a livello internazionale abbiamo un sacco di opere d'arte venete della nostra comunità, della nostra Repubblica Veneta che sono in giro per i musei del mondo, non sarebbe male che qualcuno le restituisse, anche perché per molte ci risulta che non siano state pagate ma bensì rubate. L'ultimo doge vincitore della Serenissima, non a caso. Sì, il 111° doge, la guerra di Morea, il Peloponneso, la liberazione di Corfù, un doge che governò dal 1709 al 1722, anno della sua scomparsa e della sua morte. Un doge che comunque ha scritto una pagina di storia importante fermando i turchi. Presidente, su questo fronte una buona notizia, ci può dare notizie altrettanto buone invece sul fronte legato al Covid, per quanto riguarda la situazione in Veneto, ci sono delle novità oggi? Guardi, noi stiamo gestendo una situazione che ci pone come una, se non la migliore regione come condotta Covid e situazione del contagio a livello nazionale. Siamo in zona bianca piena, non abbiamo rischi di passaggi, abbiamo un'ospedalizzazione oggi che è intorno a 200 casi, c'è da dire che però i casi che pesano, ne abbiamo 52 in terapia intensiva, sono sostanzialmente la quasi totalità casi di persone non vaccinate. Vorrei ricordare che sulla mortalità su 55 morti da maggio sono tutti non vaccinati. Non è un atto di pressione su chi non si vuole vaccinare, ma è una constatazione.
prenotazione, se avessimo tutti vaccinati questo non accadrebbe. Spero che chi nella volontarietà decidesse di vaccinarsi approfitti del fatto che i nostri centri vaccinali sono aperti per accesso libero, diretto, senza prenotazione, tutti i giorni, per i ragazzi dai 12 ai 25 anni e per tutte le persone con più di 60 anni. Le altre fasce d'età è sufficiente la prenotazione che avviene in tempo reale. Abbiamo visto anche, arrivando qui a Venezia, diverse persone, anche stranieri turisti, che sono stati sottoposti a tampone, si sono sottoposti a tampone appunto per poi accedere al museo e quant'altro. Dal punto di vista del turismo la stagione sta rispondendo bene, poi magari approfondiremo anche con l'assessore Caner, ma insomma anche lei ha il polso della situazione. Assolutamente sì, perché siamo sui valori o se non sopra i valori per certi comparti, penso alle spiagge, al mare, al balneare, sopra i fatturati 2019, quindi ante Covid. Ovvio che siamo stati avvantaggiati dal fatto, ad esempio, che la mobilità dei turisti stranieri, in particolar modo i nostri primi ospiti, che sono i tedeschi, che non potendo girare il mondo in aereo, approfittano del medio raggio, del corto raggio, definiamolo così, da farsi in auto. Questo ci ha agevolato molto, però è anche un'occasione per far ripartire la nostra macchina del turismo, che vale in Veneto oltre 72 milioni di presenze turistiche e 18 miliardi di fatturato. E quanto conta il riconoscimento, il primo passo, diciamo, al riconoscimento di biosfera UNESCO per quanto riguarda il Monte Grappa? Ieri è arrivata questa notizia che immagino fa piacere a tutta la regione. Sì, noi l'abbiamo saputo in anteprima, abbiamo un bel riconoscimento perché è tipo un mosaico, un tassello al giorno si compone questo mosaico di siti patrimoni dell'umanità come quello del Prosecco, dei 9 siti che abbiamo, oppure le biosfere come riconosciute da UNESCO e altri titoli che abbiamo, e quindi direi che il Veneto si va sempre più connotando come una regione di alto valore ambientale, di alto valore turistico, e penso che i risultati, i dati ci diano ragione. Presidente, sulla questione Green Pass a volte si rischia di vedere una guerra tra poveri, tra vaccinati e non vaccinati, ad esempio agli ultimi casi di attacco nei confronti dei ristoratori che magari avendo un po' di posti all'aperto e altrettanti al chiuso si trovano a dover fare una scelta, però vengono accusati di non rispettare le regole, addirittura di essere discriminatori. Sentite, questo è un dibattito che purtroppo è segno di questi tempi. Io spero si concluda velocemente, si torni a una pace sociale, una pax sociale che tutti noi ci meritiamo. Sono stati 2 anni che cancelleremo e bonificheremo dalle nostre vite che non sono state libere. Spero che non lasci lo strascico non dell'infezione, ma bensì che sia anche uno strascico di conflitti sociali che poi magari continuano. Non mi rifiuto di pensare che ci siano i Vax e i no Vax. Dico che siamo tutti cittadini veneti, c'è chi non vuole vaccinarsi, è bene prenderne atto, però è anche giusto informare. Dall'altro, se una persona non vuole vaccinarsi, lo fa perché magari teme di avere dei problemi o altro, ma evitiamo però di costruire sopra degli alibi che non c'entrano nulla con la scelta personale che uno fa. Lo dico perché dire che io non mi vaccino perché sono tutti che muoiono di infarto i vaccinati o altre robe del genere, decisamente no. Non ti vuoi fare il tampone, non te lo fai, ma non dire che non te lo fai perché ti mettono un microchip nel cavo nasale, perché questo non funziona. Lei si sente un po' doge, un po' di più doge, che ha un doge storico qui adesso in palazzo? No, io sono un cittadino del Veneto, rappresento il popolo veneto. I dogi fanno parte di un altro momento storico che è quello della Repubblica Veneta. Certo è che la Repubblica Veneta ha dato la prima democrazia a livello internazionale. Pensi solo che gli Stati Uniti sono venuti qui a studiare le regole della democrazia veneziana per scrivere la loro Costituzione. E si è trovato a dover vivere questi quasi 2 anni di pandemia, una difficoltà che adesso come valuta oggi nelle prospettive future? Guardi, io alla fine sono convinto che la pandemia ci farà crescere, ci avrà fatto crescere come comunità, come senso del bene comune, ci farà riflettere su molti temi, penso al tema della privacy, al tema delle nuove tecnologie, il tema del dibattito, del senso del bene comune, come dicevo, e di molto altro ancora. Penso che sono stati 2 anni che come libertà l'abbiamo buttata tutti e ne verremo fuori. C'è da riconoscere che i vaccini in questo momento stanno funzionando. Ma il vaccino, qualcuno dice, serve obbligatorio per cercare di arrivare ad una immunità di gregge? Ma guardi, io sono un inguaribile ottimista. Siccome credo nei miei cittadini, ho sempre difeso la volontarietà.
perché nel momento in cui introduci l'obbligatorietà vuol dire che è fallito il modello sociale, e penso che pian piano ci arriveremo. Siamo già al 79%, per arrivare a questo 80% diciamo che già abbiamo dato grande prova. Certo è che questo è un sacrificio che hanno fatto alcuni cittadini. Chi non vuole vaccinarsi lo può fare in totale libertà, ma non può accusare quelli che sono vaccinati di essere degli sprovveduti, questo no, perché il sacrificio di noi vaccinati significa oggi avere un Veneto aperto e gli ospedali che non sono assolutamente collassati di pazienti. Ci sono alcune pressioni per che si arrivi ad un obbligo di vaccinazione? Beh, la mia posizione è chiara, io ho sempre creduto che la volontarietà sia un elemento anche di garanzia, dopodiché noi continuiamo a garantire a tutti i cittadini nell'ambito della volontarietà la possibilità di vaccinarsi in qualsiasi momento. E sull'utilizzo del Green Pass? Beh, il Green Pass è una conseguenza che giustamente il governo ha dovuto mutuare dal fatto che per regimentare eventuali possibili infezioni ci sia un sistema di controllo. Ma qualcuno dice un'induzione sotterranea per avere la vaccinazione di massa? Ma guardi, può essere questa la riflessione, ma è anche vero che il Green Pass lo puoi ottenere anche con un tampone, quindi non serve che ti vai a vaccinare. Per quanto riguarda la riapertura delle scuole, per dire è preoccupato, Presidente, oppure ancora? No, ma noi siamo sempre preoccupati. Questo Covid ci ha insegnato che la frase non dormire tranquillo è quella che funziona meglio. Ogni giorno ha la sua pena, però adesso stiamo predisponendo un progetto che partirà mutuando il vecchio progetto con le scuole Sentinella, abbiamo già comprato i tamponi, insomma sembra che a livello nazionale si replichi il progetto Veneto, questo ci fa piacere, non perché siamo orgogliosi o megalomani, perché possiamo anche mutuare un'esperienza su vasta scala e vedere come funziona, quindi si va avanti. La protesta delle discoteche che... Hanno ragione da vendere. Io non so di che bene della protesta, ma siccome li conosco, hanno ragione da vendere. Ce l'hanno per un semplice motivo: ci sono intrattenimenti musicali nelle piazze, peggio ancora a volte gestiti anche da istituzioni, e questo è scandaloso. Quando obblighi alla chiusura e al fallimento, perché non hanno ancora avuto un centesimo, i gestori che seguono le linee guida, che hanno la responsabilità sui giovani che c'entrano, che si erano messi a disposizione per le vaccinazioni, per i tamponi, per fare gli screening sociali, e lasciamo imperturbati delle realtà privati o sostenuti dalle associazioni che fanno di fatto ballo danzante, discoteca all'aperto nelle piazze e nessuno ha nulla da dire. La Regione non ha un ruolo nelle scuole, però voi cosa presentate? Ma noi abbiamo un ruolo che è quello della pubblica salute, quindi abbiamo un piano di sanità pubblica che vuole tutelare i ragazzi in maniera poco invasiva. Utilizzeremo circa 1 milione di tamponi molecolari salivari, oltre a quelli rapidi perché non ci bastano 1 milione di salivari, e cercheremo di fare in modo, in tutte le maniere, di far sì che la scuola sia in presenza. Con i bus, i servizi di trasporti, tutte le polemiche che restano aperte? Beh, polemiche ce ne sono sempre, però insomma penso che riusciremo a gestire anche questa partita e venirne fuori. Presidente, scusi, un'ultima domanda. Si sta cercando di far luce, di far chiarezza sulla morte di un bimbo di 5 anni che è stato prima mandato a casa da alcune strutture ospedaliere e poi non ce l'ha fatta. Guardi, noi abbiamo attivato un'ispezione, perché davanti a una tragedia come questa, la mia vicinanza va alla famiglia per quanto possa servire, è fondamentale che si faccia chiarezza e soprattutto si fotografi subito la situazione. Quindi un'ispezione è stata attivata dalla Regione e dall'assessore Lanzarin, dopodiché immagino che ci saranno anche le altre autorità che apriranno un fascicolo, credo che sia doveroso e si farà chiarezza, appunto. L'ispezione riguarda quali? Sanitaria, sì, no. Di tutto il percorso. Tutto il percorso. Sì, tutto il percorso, in modo tale che la Regione dà una foto di un'ispezione ovviamente super partes, sentendo tutti gli operatori, valutando tutti i passaggi, le cartelle cliniche eccetera, e avrà un fascicolo che darà mano alle autorità. Darà a chi il fascicolo? In mano all'autorità poi, perché immagino che ci sarà sicuramente un'apertura di un fascicolo. Presidente, una cosa per Padova, il Comune chiede per poter fare le osservazioni sulla nuova linea dell'inceneritore di Padova-San Lazzaro. Non sono preparato, nel senso che non so i termini, non so nulla. Io invece, Presidente, le chiedo, è arrivato il busto dall'ultimo doge vittorioso, ma qua sull'autonomia c'è poca vittoria. Come siamo messi con... Stiamo andando avanti bene, abbiamo in serbo una relazione di risposta alla relazione che ci è stata presentata in bozza, sulla quale faremo delle osservazioni. Vi faremo avere a ore le osservazioni. Ma lei crede che si arriverà? Cioè, intendo dire i ritardi, le difficoltà che ci sono
avuti in questi anni con vari governi, adesso con un governo di questo genere cosa succederà? Questo non glielo so dire, però so che comunque l'autonomia la dobbiamo portare a casa. Se non ci avessi creduto oggi non saremmo qui a parlare di un referendum che si è realizzato, che si è concretizzato, e non saremmo qui ad ascoltare comunque, volenti o nolenti, un governo nazionale, un Presidente della Repubblica e altri che riconoscono che nell'agenda di governo ci debba essere anche la discussione dell'autonomia. Grazie molto. Buon lavoro. Sentite però i donatori. In giunta sono variati. Dov'è? Dove sono? Sono andati in quella stanza là. Okay. No, non li ha persi. Allora, questa era la conferenza stampa finale, nella conferenza stampa sorpresa sul ritorno del busto del Doge che la nostra emittente ha così perorato negli ultimi mesi, una storia che poi vi racconteremo per filo e per segno nelle nostre edizioni di questa sera. Allora noi scriviamo proprio al volo a Daniele Garbin della redazione di Vicenza. Se vuol partecipare adesso al Focus, noi ci scriviamo perché non conoscevamo la durata della conferenza stampa di Zaia, ma siccome ci sono notizie anche importanti che arrivano dalle nostre redazioni di Padova e Vicenza, li sentiamo i nostri giornalisti, li vediamo via Skype per un primo aggiornamento su quella che è la cronaca, su quello che è l'aria che tira, come si dice in gergo, da quelle parti. Avremo Padova fra pochissimo, quindi rimaniamo intanto, vediamo che ci sia eventualmente qualche altra dichiarazione importante sul tema del busto, però siamo pronti, come dicevamo, ad andare a Vicenza con Skype, quindi per quanto ci riguarda possiamo tornare con una finestra unica noi qui dallo studio, lasciamo poi ai nostri colleghi raccogliere tutte le informazioni del caso, oppure vediamo la nostra Ilaria Marchiori se ha recuperato uno degli ospiti, se riusciamo a sentire qualche dichiarazione adesso. Micheli, il busto del Doge è ritornato in Veneto, ma dopo l'asta del 24 giugno non era questa l'idea? Ahimè no, siamo tornati scornacchiati, come ho avuto modo di dire, dall'asta, e per fortuna una dozzina di giorni dopo mi è arrivata una telefonata dalla casa d'aste proprio, la casa d'aste che mi diceva: ma voi siete ancora interessati? Quei discorsi interlocutori un po', certo che siamo ancora interessati, perché? Ma perché lì, ripeto, non ho voluto neanche io approfondire il come e perché. Credo che abbiamo intuito, allora quello che mi è stato detto, parzialmente quello che ho intuito, è che l'acquirente era un mercante che avrebbe voluto vendere in Francia. Molto probabilmente ha comprato il mercante su mandato di un cliente francese e molto probabilmente è arrivato un warning alla galleria che dice: attenzione che possiamo mettere il divieto di esportazione eccetera, e quindi questo signore non si è più fatto vivo, il mercante intendo dire. La casa d'aste ha pensato bene di interpellare me. In 3 minuti abbiamo chiuso l'operazione. Una grande soddisfazione. Questa era la spiegazione proprio brevissima, quasi banale, ma sicuramente non è stata così banale la trattativa sul busto del Doge. Lo vediamo poi stasera per bene nei nostri telegiornali. Adesso andiamo a Vicenza perché c'è il nostro Daniele Garbin. Non ci pare di vedere Vicenza alle sue spalle, però sicuramente c'è qualcosa da raccontare. Buongiorno Daniele. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, non è solo inedito del parco, di qualche parco a Vicenza, ma siamo vicini, siamo al lago di Fimon, un posto caro ai vicentini proprio perché è la classica gita fuori porta nel fine settimana d'estate, in primavera, e abbiamo deciso oggi di venire qui proprio per approfondire una notizia che secondo noi non ha avuto abbastanza risalto proprio negli ultimi tempi e invece i risultati li ha dati. Mi sto riferendo all'operazione Rifiuti Free, che è l'operazione che l'amministrazione comunale ha proprio varato in occasione della primavera di quest'anno e dell'estate di Ferragosto. Abbiamo incontrato il vice sindaco Gino Bedin che ci ha parlato di questa iniziativa. Per noi è proprio un esempio virtuoso
di come si può risolvere il problema dei rifiuti, dell'abbandono dei rifiuti in tanti posti. Questo qui è un gioiello della nostra provincia, con una rivoluzione copernicana, semplicemente togliendo i cestini e i cassonetti di conferimento. Sì, è proprio l'opposto di quello che magari inizialmente si può aspettare. Infatti, togliendo questi rifiuti, questi contenitori, è riuscito negli ultimi weekend proprio quasi ad azzerare l'abbandono selvaggio. Magari bastava solo il palo del cestino perché il primo sacchetto diventasse l'inizio di una discarica non autorizzata, e da lì poi tutti gli avventori hanno portato a usarla proprio per conferire i rifiuti come sono abituati. Così facendo, invece, affiancata con una osservazione con i volontari che facevano notare i regolamenti comunali, per cui non solo l'assenza dei contenitori, ma anche qualcuno che sta per educare queste abitudini, siamo riusciti, dico con le parole del sindaco, a proprio eliminare questo problema gravissimo, proprio perché è una zona ambientale di un pregio elevatissimo, proprio il gioiello, lo potete vedere. Infatti ci tenevo a usare proprio questa location, per noi è stupenda, incredibile, ed è un luogo amato da tutti, non solo i vicentini. Abbiamo incontrato anche le persone e abbiamo chiesto loro cosa pensano di questa iniziativa. Abbiamo trovato appunto qualcuno che non lo sapeva ancora e si è trovato in difficoltà e quindi ha manifestato un po' di perplessità, però ha capito che lo spirito era buono. Altri invece un po' freddi, altri veramente, la maggior parte, diciamo, entusiasti. Una forma di educazione che dovrebbe essere appunto più pubblicizzata. Ecco, noi oggi siamo qui proprio per dirlo, per sottolinearlo, che effettivamente potrebbe essere proprio un modo diverso di affrontare il problema. Proprio ieri in città abbiamo visto altre situazioni proprio di abbandono, le racconteremo nei prossimi giorni, di conferimenti selvaggi in zone isolate, ferendo proprio vicino al centro Palladio, alla centrale del latte. Immagini che proprio ho girato e sono scandalose, di come in città ci possono essere delle discariche dentro dei corsi d'acqua, proprio cessi. Quindi è d'attualità, di estrema attualità, il tema del conferimento dei rifiuti, proprio quando si parla di Vicenza Green, non solo le piante, ma è una questione di educazione e di mentalità. Daniele, ti interrompo perché questo tema del conferimento dei rifiuti è molto sentito sia sull'altopiano di 7 comuni che in alcune zone del Monte Grappa. Proprio ieri ci sono arrivate delle fotografie riguardanti dei cassonetti completamente ricoperti da rifiuti nel fine settimana da villeggianti, visitatori, turisti che magari salgono in altopiano. Quest'anno funziona molto la modalità del picnic, un po' più degli anni scorsi. Magari qualcuno preferisce fare 2 conti prima di partire, ci si ferma a fare la spesa, si va in altopiano, si fa il picnic e i rifiuti non si portano a casa, si lasciano sui cassonetti. Ci sono cumuli veramente spiacevoli anche da vedere, per non parlare poi di tutte le ricadute con gli animali selvatici, gli odori, tutto quello che succede. Questo succede anche sul Monte Grappa, quindi da quelle parti questa è stata una soluzione. Vediamo se in altopiano, su Grappa, i municipi, le comunità che gestiscono quei luoghi possono pensare di arrivare a una soluzione simile. Daniele, abbiamo la pubblicità che incombe. Prima di lasciarti andare, intanto ti ringraziamo per questo collegamento molto interessante, molto bello anche come sfondo, diciamo, per questa notizia. Ci sono altre notizie già di cronaca o qualche anticipazione del GG di stasera? Sì, diciamo che questa mattina è arrivata notizia dei carabinieri del ritrovamento del corpo di una donna di mezza età a Bolzano Vicentino. Ecco, è una situazione ancora che si sta sviluppando perché i carabinieri stanno indagando. La signora appunto di mezza età, di origine tedesca, non rispondeva alla figlia. La figlia ha segnalato appunto questo comportamento così sospetto ai carabinieri. I carabinieri sono entrati in casa e hanno trovato la signora che era deceduta sul pavimento. Ancora non si capiscono le cause. Inizialmente i carabinieri parlano di possibile non responsabilità di terzi. Ecco, bisogna capire cosa possa essere successo, se sia una morte naturale purtroppo. Ecco, però è un caso che questa mattina abbiamo incontrato proprio subito, abbiamo cercato di capire meglio. Al momento questa è la versione, quindi aspetteremo poi le versioni ufficiali dei carabinieri a riguardo. Continuiamo con questi più o meno temi. Ecco, oggi abbiamo sentito anche sui marciapiedi per disabili in centro.
è un'operazione che fa il Comune proprio per asfaltare in maniera particolare, abbattere le barriere architettoniche nei punti critici della mobilità, proprio la mobilità che tra un po' pubblica, che sarà proprio sottoposta alla prova dei trasporti, delle scuole, dei ragazzi. Ecco. Molto bene. Molto bene Daniele, allora li vediamo per bene nel TG Vicenza di questa sera. Noi ti ringraziamo per il collegamento. Se ci sono altre notizie noi saremo in diretta fino alle 13:30, non esitare a contattarci, le daremo ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Noi torniamo in studio ma solo per lanciare la pubblicità, perché ora facciamo una brevissima pausa, poi torniamo, c'è da sentire Padova, ci sono tantissime notizie ancora da dare e da vedere, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che succede in Veneto. Abbiamo visto fino a poco fa la novità del ritorno del busto del Doge in Veneto, busto che stava per prendere la strada per la Francia dopo un'asta. È una situazione un po' rocambolesca che vi racconteremo per filo e per segno nei nostri telegiornali di questa sera. Abbiamo sentito da Vicenza, non Vicenza, ma un luogo molto bello, molto vicino comunque al capoluogo, Daniele Garbini. Adesso vediamo Valentina Visentin che con Cristian Roccaiende è in pieno centro storico a Padova per raccontarci di tutte le novità padovane della mattinata. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, alle mie spalle vedete l'Università di Padova. Scelto un luogo, non ho scelto a caso visto che proprio ieri sono arrivate le ultime direttive per quanto riguarda il ritorno in classe degli studenti, il rientro in classe e quindi la riapertura dell'anno accademico qui a Padova, con un comunicato congiunto dell'attuale rettore Rosario Rizzuto e della futura rettrice Daniela Mapelli, che dice che appunto sarà necessario il Green Pass per entrare in aula e di evitare così la turnazione, dove sarà comunque possibile seguire da remoto ovviamente le lezioni, perché così si potrà garantire il massimo accesso all'università. Comunque tutti i dettagli di quanto accadrà all'Università di Padova li racconteremo e li spiegheremo nel servizio che ha realizzato anche Francesco Ratai, che riassume appunto le parole del rettore Rosario Rizzuto e della rettrice Daniela Mapelli. Allora, noi abbiamo già pronto il servizio, li vediamo alla fine di questo collegamento. Durante la conferenza stampa di Luca Zaia si è parlato anche, grazie a una domanda della nostra Ilaria Marchiori, del fatto di Padova, del bambino morto dopo essere stato visitato in 3 ospedali. Zaia ha detto che è partita un'inchiesta interna naturalmente alla sanità. Anche qui abbiamo già qualche informazione, vediamo il servizio dopo, però Valentina, ci sono novità a Padova da questo punto di vista? Infatti abbiamo sentito le parole del governatore che ha annunciato l'ispezione, perché si tratta di 3 ospedali coinvolti. Il primo, quello di Adria, dove inizialmente era stato portato il bambino dopo il malessere, accusato a casa, vomito e forti dolori alla pancia. Poi successivamente, dopo la visita in ospedale, era stato dimesso e quindi è ritornato a casa, ma stava ancora male. Così i genitori l'hanno portato all'ospedale di Chioggia e da qui, visto l'aggravarsi della situazione, si è deciso il trasferimento a Padova, perché Padova la pediatria e la terapia intensiva sono centro di riferimento veneto per la rianimazione. Qui purtroppo il piccolo è deceduto, ma si tratta comunque di 3 ospedali coinvolti, uno della provincia di Rovigo, uno della provincia di Venezia e uno della provincia di Padova. Quindi il governatore oggi ha annunciato questa inchiesta interna, ma poi ovviamente sarà l'autopsia che dovrà essere disposta nelle prossime ore dal pubblico ministero a far chiarezza sulle effettive cause del decesso di questo 5 anni Giacomo Lionello di Portoviro. Valentina, è appena arrivata in redazione, sappiamo che è arrivata anche a voi tramite l'ANSA una notizia internazionale, perché sarebbero in volo per l'Italia dirette a Padova alcune delle coraggiose ragazze che guidavano le cosiddette navette rosa di Kabul. Sappiamo che a Padova, come abbiamo già raccontato nei nostri telegiornali, il 30 di agosto arriveranno 13 cittadini afghani che hanno collaborato con le forze con le nostre forze di difesa nazionale, quindi con l'esercito italiano in Afghanistan. Arriveranno qui a Padova, 9 a Padova e 3 a Piazzola, ma è notizia appunto di pochi minuti fa che sono proprio in volo in questo momento, dirette qui a Padova per essere accolte. Alcune di queste ragazze coraggiose che guidavano le navette rosa sono donne che appunto guidavano dei
delle auto, dei pulmini, consentendo ad altre donne che non potevano spostarsi di viaggiare. Sono ragazze che appunto quando l'emergenza politica ha reso le cose più difficili hanno organizzato queste navette, un servizio sociale per altre donne e atlete disabili per portarle insomma nei luoghi più sicuri. A comunicare questa notizia è Arianna Alessi, vicepresidente della OTV Foundation, che sta cercando appunto di salvare il più possibile le donne afghane che dopo la presa di Kabul da parte dei talebani sono appunto quelle che maggiormente stanno rischiando la propria incolumità. Valentina, allora fin qui la nostra informazione, poi tutto il resto lo vediamo nei telegiornali delle nostre emittenti questa sera. Chiedo però, visto il bel luogo in cui vi trovate, se possiamo dedicare qualche secondo tramite l'attenta regia di Cristian Rocchaiende a farci vedere com'è Padova, il centro storico, la via più importante di Padova questa mattina. Siamo a 2 passi dal Pedrocchi, ecco, facciamo vedere ai nostri telespettatori comunque uno dei caffè più famosi d'Italia. Siamo fra il municipio, il Bo, il Pedrocchi, insomma è un'area decisamente piena di storia. Vediamo anche che è un'area decisamente piena di vita, non ci pare che ci siano solo padovani ma anche turisti, quindi Padova ha ripreso ormai a pieno ritmo la sua vita quotidiana. Ci confermi, Valentina? Assolutamente sì, sono tante le voci che sentiamo di turisti stranieri qui in città, quindi non solo turisti italiani ma anche stranieri, un trend insomma in aumento quello delle presenze dei turisti e che già li avevamo documentato a metà di agosto e che si in questo finale di agosto. La città ovviamente sta riprendendo vita perché si era svuotata per Ferragosto, ma si sta ripopolando anche negli padovani, ma lo vedete il centro è sempre molto vivo. Io sono proprio nel cuore, nel centro effettivo di Padova, università alla mia sinistra, comune alla mia destra, il Pedrocchi proprio alle mie spalle, le vie pedonali che si stanno ripopolando. Anche un bel vedere dopo questi mesi di pandemia, i negozi tutti aperti e insomma i locali anche per la pausa pranzo che si stanno riempiendo. Allora noi vi ringraziamo per questo collegamento, vi lasciamo andare perché sappiamo che la mattinata è molto complicata. Se ci saranno altre notizie non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Noi ringraziamo Valentina Visentin, Cristian Rocchaiende. Da Padova abbiamo visto una Padova viva e vivace, la zona più centrale praticamente di Padova. Adesso continuiamo con la nostra informazione. Con la regia di Fabio Verin vi facciamo vedere il report dei casi quotidiani che è appena arrivato in redazione, è arrivato pochi istanti fa. E allora confermiamo quello che abbiamo detto poc'anzi, ovvero che il numero dei casi, dei nuovi casi resta costante, perché sono 470 quelli riscontrati nelle ultime ore con i tamponi, è più o meno il numero che c'era ieri. C'è da dire che però resta attorno a quota 2400 il numero degli attualmente positivi. Anche questo vuol dire che questa curva non cresce, è costante il numero delle persone positive in Veneto. Sono 450.264 dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono 426.000 però i guariti. Purtroppo sono da contare anche 11.668 decessi. Visto che la curva dei contagi non cresce, andiamo a vedere la curva degli ospedali, la curva dei ricoveri. Sono 2 i dati che ci importano di più, ovvero da una parte i ricoveri in area non critica, che sono 218, di cui 188 ancora positivi, 30 che si sono negativizzati, ma importantissima, fondamentale, la situazione delle terapie intensive. Sono 55, il numero è già cresciuto rispetto a ieri, sono 4 le persone in terapia intensiva negative, 51 quelle positive, quindi vuol dire che il numero, vedete anche che ormai praticamente tutte le terapie intensive del Veneto, a parte Campo San Piero e Rovigo, Vittorio Veneto, hanno dei ricoverati. Andiamo, l'ultima cosa, l'ultimo dato, ovvero le differenze rispetto a ieri, sono 2 ricoverati più in area non critica e qui insomma non cambia molto, però sono 3 i ricoveri in più in terapia intensiva, un bilancio positivo di 3 unità, è una crescita lenta ma costante che non fa dormire sonni tranquilli. A chi governa la regione, la sanità regionale, purtroppo sono tornati a crescere anche i decessi, sono 2 le persone che hanno perso la vita con il coronavirus nelle scorse ore. Questi i dati dell'emergenza. Andiamo a vedere la classica manovra a tenaglia, i dati della vaccinazione. Quindi sono 24.000 le dosi somministrate ieri e
È un buon segno, perché vuol dire che crescono le somministrazioni dopo la pausa ferragostana. Si torna a parlare di dati importanti. Sono 6.097.000 le dosi somministrate in Veneto dall'inizio della campagna vaccinale, che ricordiamo è partita subito dopo Natale. Sono quasi 10.000 le prime dosi inoculate, per un totale di 3.175.000. Sono 14.000 i cicli completati. Ormai sono sempre più i cicli completati rispetto alle prime dosi, per un totale di 2.900.000, siamo quasi a 3 milioni. Dosi somministrate su dosi fornite, la percentuale del 93, ovvero che il magazzino comincia a scarseggiare quando si va sopra quota 93%, vuol dire che c'è movimento nei magazzini regionali. Il 68,6% dei veneti hanno ricevuto almeno una dose, il totale di 3.326.543, dato aggiornato a questa mattina. Il 59,1% dei veneti ha avuto il ciclo completo, 2.870.171. Scendiamo ancora per vedere com'è la situazione delle fasce d'età. Qui non ci sono variazioni di rilievo, vediamo che per vedere coperture importanti bisogna andare sopra i 50, 59, 60, 69 anni per quanto riguarda la prima dose, addirittura sopra i 60, 69 anni per parlare di più dell'80%. Si sta muovendo qualcosa, ma in modo molto lento, nella fascia dei giovanissimi. Ci sono alcune fasce dai 30 ai 50 che invece rispondono probabilmente in modo un po' lento alla proposta della campagna vaccinale del Veneto, ma disabili e vulnerabili sono coperti in modo importante. Si sta arrivando all'80% anche per quanto riguarda il ciclo completo dei disabili. Questa è una buona notizia, perché vuol dire che il rischio di occupare le terapie intensive è molto minore. La settimana scorsa non è andata benissimo, solo 122.000 inoculazioni, 151 in quella precedente. Insomma, a ridosso di Ferragosto sono state effettuate tante inoculazioni, tante dosi somministrate quanto una buona settimana del periodo precedente. Vedremo come andrà questa settimana. Allora, a questo punto noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria. State con noi, perché torniamo fra pochissimo, stiamo assieme fino all'1:30, abbiamo ancora molte notizie da darvi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto il ritorno del busto del Doge, abbiamo visto le novità vicentine per quanto riguarda la raccolta di rifiuti in area pregiata, come il laghetto da cui ci ha raccontato tutto quanto il nostro Daniele Garbin. Abbiamo visto un centro storico di Padova decisamente affollato, vivace non solo dai padovani ma anche dai turisti. E adesso ricominciamo con le notizie di cronaca che riguardano in primo luogo il bambino di 5 anni di Portoviro, che è morto dopo 3 visite in 3 ospedali diversi. Si è sentito male domenica ed è morto nel reparto di terapia intensiva della pediatria di Padova dopo essere stato portato in ospedale ad Adria e Chioggia. La piccola vittima è un bimbo di 5 anni, Giacomo Lionello di Portoviro. Una tragedia ancora senza spiegazioni che getta nel dolore i genitori del bambino. Domenica il piccolo aveva accusato mal di pancia e vomito. All'ospedale di Adria, dove mamma e papà lo avevano portato, viene diagnosticata una gastroenterite, ma dopo il ritorno a casa il forte malessere persiste e i genitori corrono all'ospedale di Chioggia. Qui il piccolo ha 3 arresti cardiaci, viene deciso il trasferimento in terapia intensiva a Padova, centro di riferimento per la rianimazione. La morte purtroppo è avvenuta nella mattinata di lunedì. In queste ore dovrebbe essere disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso del piccolo Giacomo. Ne abbiamo parlato anche con il governatore Luca Zaia, una domanda della nostra giornalista Ilaria Marchiori. La risposta è che è già partita un'inchiesta interna, si farà chiarezza su un tema, una notizia veramente molto, molto forte, come quella che vi abbiamo dato. Cambiamo argomento, andiamo all'università, eravamo all'università, torniamo all'Università di Padova, al BO, per vedere le novità con il Green Pass. Al BO si entrerà solo con il Green Pass. L'Università di Padova ha stilato le linee guida per il rientro in aula dei suoi 60.000 studenti iscritti. Si tornerà a far lezione in presenza, quindi con distanziamento, ma non con la turnazione dei posti. Resteranno valide le linee guida che in questi anni abbiamo imparato a conoscere.
obbligo della mascherina, areazione periodica degli ambienti, frequente igienizzazione delle mani e flussi di ingressi e uscite separate. È un anno importante, l'800° della fondazione della nostra università, si legge in una lettera aperta agli studenti firmata dal rettore Rosario Rizzuto e dalla rettrice eletta Daniela Mappelli. Non ci sarà modo migliore di celebrare la nostra storia e la nostra identità che riavere con noi nel nostro campus diffuso tutti i nostri studenti. Resta comunque attiva la possibilità di seguire le lezioni da remoto per chi non può raggiungere la città o non può vaccinarsi. Accesso quindi consentito solo con certificato verde alle aule, ai laboratori, alle biblioteche e agli uffici dell'Università di Padova. Cambiamo zona, andiamo nel Vicentino, perché vi ricorderete qualche giorno fa è stata lanciata una bomba a carta all'interno di un campo nomadi. La nostra redazione, i nostri giornalisti sono entrati in quel campo nomadi per sentire che cosa ne pensano le persone che ci vivono. Spavento per i bambini sia, sono piccoli, erano là che giocano davanti al cancello tutti. Sono 50 anni che giochiamo e i bambini giocano qua davanti. Lei era proprio presente al momento? No, non ero nessuno, non ero là. Siamo stati tutti qua perché di qua non guardi niente del cancello. Le riflessioni a mente fredda di nonna Rita del campo nomadi di Viale Diaz, dopo il lancio dell'ordigno artigianale nella notte tra venerdì e sabato scorso. Una bomba confezionata più per spaventare che per fare danni, ma il lancio proprio in direzione delle roulotte poteva colpire chiunque, in particolare i ragazzini del campo. Se erano lì qualche danno era stato, non so dirti. I carabinieri lo sanno cos'era quella roba lì, noi non sappiamo niente, hai capito? Certo. Non so niente, altro non so dirti, bello, niente. Ecco, ma qualcuno ipotizzava anche qualche gesto intimidatorio, avevate fatto richieste per avere altre aree, cercavano delle spiegazioni? No, noi ormai siamo qua da 60 anni che siamo qua, ci troviamo bene, protezione di carabinieri ne abbiamo. Cosa dobbiamo fare? Ringraziamo i carabinieri che si stanno qua, certo, hai capito? Più di quello non posso dirti. Però adesso avete paura a restare qua, no? Con questa... Sì, un po' di paura c'è, però cosa devo dirti? Non si può andare via da un momento all'altro, da 60 anni, andare via adesso dal campo. Le indagini dei carabinieri proseguono su più fronti. Da una parte si analizzano i residui in plastica della bomba per rivenire alle eventuali tracce lasciate dagli autori. Dall'altra si prosegue sulle diverse piste ipotizzate. Per ora il riservo degli inquirenti è massimo. Nel frattempo, ai nomadi colpiti è arrivata la solidarietà del sindaco Francesco Rucco. È stata veramente una brutta notizia che ci ha svegliato sabato mattina, questa notizia di questo attentato con questa bomba artigianale, quindi una ferma condanna al gesto, naturalmente una solidarietà alle persone che sono state coinvolte e poi fiducia estrema negli inquirenti, in particolare i nostri carabinieri che stanno lavorando per individuare i responsabili. Cambiamo decisamente zona, andiamo nella Marca trevigiana per una razzia di ladri in una casa che era stata già colpita. Non che niente in particolare, tre colonnine di oro e basta. Se ti trovi su un'abitazione tua, di casa tua, vai dentro, ti trovi tutto rovistato così, insomma penso che sia una roba... Ormai questa ditta anonima agisce questo è il suo lavoro. Non c'è pace per il piccolo Filippo e la mamma Sabrina. La loro casa a Candelù è stata visitata dai ladri mentre stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza a Caorle. Un furto che arriva in un periodo a dir poco difficile per questa piccola famiglia. Ad aprile Cioco, l'adorato cagnolino di Filippo, era stato infatti ucciso da una mano ignota, colpito a morte da un proiettile mentre girovagava sul vicino argine del Piave a Saletto. Un colpo durissimo anche perché è arrivato ad appena 2 mesi dalla scomparsa del papà di Filippo. In pochi giorni la notizia era rimbalzata in lungo e in largo, causando indignazione ma anche un diffuso sentimento di vicinanza e solidarietà. Sul viso di Filippo era poi tornato il sorriso grazie a Lilli, la cucciola che gli era stata regalata dopo la scomparsa di Cioco. Ora, dopo qualche giorno al mare, la nuova brutta amara scoperta. I malviventi, dopo aver bucato la rete, sono entrati scardinando questa serratura. Una volta all'interno si sono fatti strada da questa porta, rompendone il vetro, rovistandone i cassetti e portando via oggetti dal valore anche sentimentale. Ma principalmente hanno rubato un ricordo del bambino piccolo della catenina della prima comunione e poi, a quanto ho saputo, delle piccole cose d'oro che lei aveva ricevuto in dono quando aveva fatto la laurea.
La scomparsa del papà, l'uccisione del proprio cagnolino, oggi i ladri in casa. Un furto è doloroso, certo per chiunque, ma quando colpisce chi è già duramente provato non si sa proprio chi ringraziare. Questa è la sconsolata e amara ironia di chi ha seguito e aiutato Filippo e la mamma Sabrina in questi mesi sofferti. Papà, cagnolino, mancava solo loro. Ecco, allora ringrazio questi signori che hanno concluso una bella storia per questa famiglia così un po' sfortunata, diciamo. Ecco, mancava solo questo. Mi dispiace perché non meritano tutto questo, ecco. Ancora cronaca, Roncade, un caso molto particolare, una persona sputa addosso a due ragazze sedute al bar e viene aggredito dai fidanzati. Notte di paura, quella tra sabato e domenica nella centralissima via Roma a Roncade. Sono circa le 3 quando i residenti vengono svegliati dalle urla di alcuni giovani. Qualcuno riprende quanto sta succedendo in strada. Oggi è il titolare del Caffè Roma, dove i fatti hanno inizio, a raccontarci l'accaduto. C'erano delle persone, 2 conoscenti, una terza persona che non conoscevo, mai vista qui in locale, che nel momento che su un tavolo di 2 coppie giovani si sono alzati i ragazzi e sono andati a prendere una cosa in macchina, questa persona si è alzata dal tavolo e ha sputato le ragazze. A quel punto le ragazze iniziano a gridare, le urla attirano l'attenzione dei fidanzati che tornano verso il locale. C'è stata 10 secondi di colluttazione davanti al mio bar e dopo si sono spostati e non so dove gli hanno dato le botte a questa persona. Il ferito viene soccorso dal SUEM e trasportato al Caffoncello, dove questa mattina è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al volto. Un episodio sul quale ora indagano i carabinieri. Le indagini infatti sono partite subito, sono in corso, vi sono delle identificazioni e altre ve ne saranno anche nelle prossime ore. Hanno anche acquisito i video consegnati direttamente dal sindaco. L'episodio non finisce certo qui, ci saranno delle informative alla Procura della Repubblica e pertanto le varie responsabilità verranno acclarate e chiarite in sede giudiziaria. Quanto accaduto lo scorso fine settimana, ma anche il tema furti e baby gang saranno al centro di un vertice in prefettura. Intanto l'amministrazione comunale sta valutando la possibilità di intervenire con un provvedimento ad hoc. Stiamo anche valutando e sopperando la possibilità di emettere un'ordinanza con il divieto di somministrazione di alcolici dopo un certo orario. È chiaro che non vorrei penalizzare tutti coloro che sono anche come gestori di bar corretti e attenti, né gli avventori che si trovano per fare 4 chiacchiere e prendono uno spritz o una birra in compagnia. Però non è neanche tollerabile che le persone si ubriachino e facciano schiamazzi a ore notturne che sono dedicate al riposo delle persone. A Padova invece qualcuno se la prende con il sindaco e la giunta di Piove di Sacco. A morte sindaco e giunta comunale, per questo capannone. Questo il messaggio apparso a Piove di Sacco la scorsa settimana. Una minaccia verso sindaco e giunta colpevoli, secondo l'autore del gesto, di aver permesso la costruzione di un nuovo supermercato. Dei privati hanno venduto un terreno commerciale ad altri privati e hanno realizzato un 10% della cubatura che era prevista, un intervento legittimo e che rientra nella legge regionale del piano casa, su cui i comuni non intervengono se non per le opere urbanistiche. L'autore delle minacce è stato identificato dai carabinieri. Si tratta di un 79enne del posto che si è giustificato dicendo che non aveva internet per sfogarsi. Si è giustificato dicendo che così avrebbe avuto più visibilità. Questa persona non si era resa conto di cosa aveva combinato, poi messo di fronte alle proprie responsabilità ha detto ma non pensavo, non volevo, non credevo, e in verità il fatto in sé, magari ne parliamo oggi col sorriso, però è un sorriso amaro, perché la persona comunque dovrà rispondere alla giustizia per il suo gesto. Sì, perché sindaco e giunta non chiederanno un risarcimento diretto, ma che il 79enne faccia una donazione alla cooperativa sociale Magnolia. Il caso di Davide Giannella è solo l'ultimo di una lunga serie di minacce ed intimidazioni a sindaci ed amministratori locali, non ultimo lo striscione contro l'assessore Roberto Marcato. Io credo che questo debba far riflettere e debba
portare tutti ad un abbassare i toni, perché se si gioca al rilancio, se tutti giocano al rilancio a chi la spara più grossa, gli esiti poi sono questi. È un periodo in cui i primi cittadini, i sindaci, sono presi di mira. Proprio solo ieri avevamo fatto vedere un servizio raccolto dalla nostra Chiara Gaiani sul sindaco di Roana, Elisabetta Magnabosco, fatta oggetto di un lancio di volantini denigratori in altopiano nei giorni scorsi. Se volete vederlo è già pubblicato sui social, la pagina reteveneta.it oppure YouTube o anche la nostra pagina Facebook, dove passa tutto quello che passa prima qui nei nostri telegiornali. Quindi noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia in questa ora e mezza di telegiornale. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, vi diamo appuntamento per tutto quello che avete visto oggi ai nostri telegiornali TG Bassano e TG Vicenza di questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio.